insomma, se ci prepariamo alle giornate del FAI, giornate di primavera con previsioni meteo ottime, cosa succederà? Succederanno bellissime cose, www.giornatefai.it si apre nel motore di ricerca e ci sono le aperture del Veneto, più di 42 posti privati mai visti prima, mai aperti, che non si riapriranno più, grazie alla generosità di molti privati che, credendo nel FAI, nella sua serietà, hanno accettato di aprire al pubblico le proprie case. Appuntamenti che sono ormai irrinunciabili, sempre molto attesi e molto partecipati. Come si fa a intervenire? Ci sono posti? Ci sono posti in tutte le delegazioni del Veneto, che sono 9, cominciamo dal capoluogo di regione, Venezia, Palazzo Cornermo Cenigo, Palazzo Sandi, poi ci si sposta a Chioggia per il Forte San Felice, a Dolo per San Bruson e la Corte Colloredo, poi andiamo a Padova con palazzi bellissimi, a Vicenza con il Giardino Querini, a Verona con l'Hotel Due Torri, una passeggiata per l'itinerario zanzottiano in omaggio ai 100 anni della nascita di Andrea a Pieve di Soligo, e a Portogruaro lo stesso, una passeggiata per il centro città ad ammirare i bellissimi palazzi che si affacciano sulle vie del centro. Ci sono anche degli appuntamenti che sembrano fatti apposta per l'attualità, in tema di energia ma anche di guerra. In tema di energia sostenibile, per riflettere, a Valle San Lorenzo, nel Delta al Depò in provincia di Rovigo, per visitare flora e fauna di una bellissima valle privata, ma anche per parlare di subsidenza e di tutto quello legato alle energie rinnovabili. Mentre avete anche un rifugio antiaereo. A Belluno il rifugio antiaereo in centro città, un esempio di ingegneria bellica, entrando dentro troneggia la scritta calma. Ecco, giornate per divertirsi, giornate per rendere questi luoghi vivibili. Sono giornate in cui, grazie anche a moltissimi studenti, apprendisti ciceroni che si sono resi disponibili, le passeggiate, le visite saranno diverse, perché se anche qualcuno conosce dei luoghi che si aprono, la differenza la fanno proprio i narratori, che sono giovani o sono volontari che si sono preparati per questa occasione. Ci saranno anche intermezzi musicali, visite speciali anche a Verona, a Bassano del Grappa, in tutte le delegazioni del FAI ci saranno degli interventi interessanti. Posti liberi, quindi basta prenotarsi. Basta prenotarsi, www.giornatefai.it, vi aspettiamo numerosi.